Crollo del ponte Morandi, proseguono le ricerche sotto le macerie, le vittime accertate sono 39 al momento, situazione difficile per gli oltre 600 sfollati che rischiano di vedere abbattute le loro case. Siamo uniti vicini alla chiesa consorella di Genova, il vescovo Alberto Tanasini ha espresso il proprio cordoglio assicurando la preghiera per tutte le persone colpite dal dramma. Il Papa all'Angelus ha affidato alla misericordia di Dio i familiari delle vittime del crollo a Genova. A Maria ha affidato le angosce di coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. All'Angelus, nella solennità dell'Assunta, Papa Francesco ha spiegato il significato di questa ricorrenza che ci richiama a servire e glorificare Dio con tutto il nostro essere, anima e corpo. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13, riprendiamo i nostri appuntamenti informativi dopo la pausa del Ferragosto, della giornata di ieri in cui abbiamo continuato ad aggiornare anche attraverso il nostro sito internet sulla situazione che si è venuta a creare a Genova e nel territorio ligure a seguito del crollo di una parte del viadotto autostradale della A10, il ponte Morandi divenuto famoso alla ribalta nazionale. E questa mattina siamo tornati proprio sul luogo dell'incidente per raccogliere ancora alcune testimonianze. Vedo pronto in collegamento Maurizio Garrefa che insieme ad un ospite, allora cediamo subito la linea a Maurizio per gli aggiornamenti e poi andremo con la cronaca degli eventi di questi giorni. Vedo Maurizio in postazione. Maurizio, mi senti? Sì, pronto? Eccoci, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Mi sentite? Ci ritroviamo sul Polcevera, eccoci qui, vedete alle nostre spalle sempre la zona della tragedia dove è caduto il pezzo del ponte Morandi e dove stanno proseguendo ancora questa mattina le operazioni di ricerca dei dispersi. Come dicevi c'è un ospite accanto a me che è il comandante provinciale dei Carabinieri di Genova, che saluto e che ringrazio per la disponibilità, il colonnello Riccardo Sciuto. Buongiorno. Buongiorno. Possiamo dare intanto un quadro generale delle operazioni di questa mattina? Le operazioni non si sono mai interrotte, sono proseguite sotto il profilo della ricerca e soccorso. I vigili del fuoco hanno continuato, come dicevo, il numero di vittime purtroppo è fermo, anzi per fortuna, ma purtroppo è fermo a 38 unità, ci sono sempre 15 feriti, di cui alcuni in gravissime condizioni. Qualcuno ha fatto una stima delle possibili vittime tuttora sotto le macerie, ma rimane una stima sulla base delle vetture che probabilmente transitavano in quel momento. Quali sono le forze in campo, soprattutto da parte vostra? Da parte dell'Arma un contributo generoso come sempre, importante, qualche volta determinante, oltre 150 uomini soltanto nella zona, un'attività di una cornice di sicurezza intorno all'area critica, un'attività antisciacallaggio che è spesso e talvolta necessaria in queste circostanze, il contributo all'ordine pubblico ovviamente insieme alle altre forze di polizia e un contributo, un sostegno anche alle operazioni di soccorso qualora necessario. Da dove arrivate anche? L'Arma di Genova ovviamente è tutta concentrata e dal punto di vista dei reparti mobili da tutto il nord Italia. Abbiamo visto prima anche un elicottero che sorvolava la zona. Quali sono le operazioni in questo momento? Come mai si attende qualcosa? Ma posso ipotizzare che l'elicottero dei Vigili del Fuoco sia in area per stimare dall'alto la situazione attuale e che affinché possano poi cominciare delle operazioni di spostamento probabilmente dei massi più grossi, ma questa è una mia ipotesi. Naturalmente questa mattina le persone sono state anche accompagnate nelle loro abitazioni per prendere almeno velocemente i loro effetti personali, perché quella zona resta ancora molto pericolosa. Sì, stiamo presidiando la zona insieme ai vigili urbani che ovviamente si occupano anche di viabilità affinché ci possa essere la miglior cornice di sicurezza possibile laddove qualcuno abbia ancora necessità di entrare a casa. Bene, dal Polcevera per il momento è tutto, grazie al colonnello. La linea può tornare allo studio, a te Cristina. Grazie Maurizio, chiedici la linea quando avrai ulteriori novità e intanto diamo un aggiornamento per quanto riguarda le condizioni di salute dei pazienti che si trovano ricoverati all'ospedale San Martino di Genova, dove questa mattina è stato in visita il ministro Matteo Salvini. Rimangono gravi le situazioni di un giovane che tuttavia nel frattempo è stato identificato. Si tratterebbe di un cittadino romeno dell'82 che ha riportato nell'impatto trauma cranico e toracico.
civico, mentre sono migliorate le condizioni di un 46enne cittadino della Repubblica Ceca che presumibilmente sarà dimesso nei prossimi giorni dal Trauma Center. Gianluca Ardini, il giovane genovese di 28 anni a cui sono state ridotte le fratture a spalle, bacino e colonna, in condizioni stabili. Migliorano lentamente le condizioni anche della 43enne ucraina sottoposta ad un intervento chirurgico per ridurre una frattura esposta ad una caviglia e alla colonna. È stata stubata, ricoverata in rianimazione e ha parlato con i medici. Suo marito, 34enne, residente a Caserta, è stabile. Ora si valuteranno eventuali interventi alla colonna. Infine c'è anche una 75enne ricoverata al San Martino. La donna si trovava nella propria abitazione nelle vicinanze del ponte Morande ed è stata intossicata dai fumi derivanti dall'incendio della sua stessa casa nel crollo del ponte. È stata sottoposta ad un nuovo ciclo di camera iperbarica. Nel frattempo ieri sono stati resi noti i nomi anche delle vittime del crollo a mano che i familiari venivano informati di quanto accaduto e a mano che si procedeva anche all'identificazione delle vittime. Un altro dramma che viene vissuto in queste ore è quello degli sfollati, 11 gli edifici che sono stati fatti evacuare nelle vicinanze del ponte per evitare che nuovi crolli possano provocare ulteriori vittime e ulteriori danni. Questa mattina Maurizio Garreffa è andato in uno degli alberghi cittadini che da ieri hanno messo a disposizione le camere rimaste vuote per accogliere appunto le persone sfollate e ha raccolto la testimonianza di una delle tante persone che in queste ore stanno cercando una dimora temporanea dove alloggiare in attesa che vengano date loro indicazioni in merito al possibile rientro a casa. Sentiamo. E proprio sulle scale dell'hotel Fiorita di San Pier d'Arena incontriamo una delle persone che abita o abitava, usiamo il passato, nella zona di via Porro di San Pier d'Arena dove appunto è stata interessata dal crollo del ponte. Intanto ci dica come sono stati quei momenti, che cosa avete sentito, cosa avete potuto fare. Non ho sentito niente perché io ero al lavoro. Solo ho visto nella televisione, quando ho visto gli hanno iniziato a chiamare che è crollato un pezzo del ponte autostrada. La mia collega si è crollato un ponte, pensava che era quello vicino alla casa sua, le ho detto no, si è crollato un pezzo del ponte autostrada, è stato quello vicino a me. Perché a quel punto che cosa ha fatto? Niente, io ho detto speriamo che non ci sia tante vittime, perché già quel ponte io ogni volta che usciva il Poiolo vedeva cadere quel ponte. Non lo so. Aveva già l'impressione? Sì, già aveva l'impressione, quel ponte prima o poi crolla quel peso lì proprio perché era un peso lungo che tendeva e non c'era niente che lo... Le ore pic tipo le 17 sempre affollato di macchina ferma lì in coda, speriamo che il giorno che crolli non sia tanto. Adesso questa situazione che vi vede fuori di casa, come vi siete organizzati, come la state vivendo? Guarda, io la sto vivendo da paura perché con quel problema di salute che ho, con le gambe che non posso, pure mi ha toccato un albergo che non c'era l'ascensore, andare su, giù. Ogni momento stare dietro a vedere se lasciavano prendere qualcosa. Almeno. Siete riusciti a recuperare qualcosa? Oggi sì, almeno grazie a Dio oggi sì. Sono riuscita a prendere qualcosina, mio marito non l'ha lasciato entrare, però sono entrata io e speriamo più tardi tornare. Il sindaco dice che vogliono costruire delle case nuove dove sistemarvi perché quelle non dovranno più rimanere in piedi perché c'è anche il pericolo del moncone di autostrada. Questa cosa come vi trova? Guarda, è una cosa... Io sono in affitto, però per le persone che sono proprietarie è un po' dolorosa perché si tengono la sua casa tanti anni, sono lì che piangono. Incluso c'è una signora dove lavoro io che lavoro in una residenza di anziani. La signora piangeva perché proprio la casa sua al 13 vicino sotto il ponte proprio le è crollato un pezzo lì. Lei piangeva perché non c'era nessuno, non ha fatto nessun danno, però la sua casa è tutta la vita. La signora io si piangeva per la sua casa. Per le persone sfollate il Comune di Genova già dalla giornata di ieri ha messo a disposizione il centro civico Buranello attivo 24 ore su 24 al quale ci si può rivolgere contattando un numero telefonico che vedete anche sul nostro sito internet teleradiopace.com. Il numero è 010 659 81. Le persone sono prese a carico dagli operatori sistemati in collocazioni provvisorie in attesa di soluzioni abitative di lungo periodo. Il Comune di Genova è
parte stanno inoltre predisponendo un elenco di appartamenti, circa 50 nella prima fase, che saranno disponibili da lunedì prossimo per le famiglie rimaste senza alloggio, con priorità per i nuclei con anziani, minori e disabili. Sarà presto pronto un ulteriore elenco di 300 abitazioni di proprietà pubblica su cui realizzare interventi di manutenzione da finanziare attraverso una richiesta del governo. E nella giornata di ieri il Comune di Genova ha chiesto anche la disponibilità a tutti gli albergatori, cittadini ma non solo, anche dei comuni vicini, per dare ospitalità alle persone sfollate. Dicevamo circa 600 le persone che si trovano fuori di casa. Questa mattina siamo andati proprio all'interno di una delle strutture che sta ricevendo in queste ore alcuni degli sfollati. Sentiamo. Quante persone degli sfollati dalla zona del ponte alloggiano presso di voi? 10 persone, in più ne sono in arrivo altre 3 oggi pomeriggio. Tutte famiglie che avete cercato di sistemare qui? Certo, tutte famiglie che abbiamo cercato di dare una sistemazione fin quando avranno bisogno, chiaramente. Quali sono le difficoltà del momento anche per voi? Difficoltà perché siamo anche in un periodo d'agosto, quindi abbiamo un sacco di prenotazioni e più di tanto non riusciamo a prenderne di queste persone. Tanto si prevedono tempi lunghi, immagino, per l'accoglienza. Ho paura di sì, spero di no per loro, ma purtroppo ho paura che sarà così. Che sensazioni, che testimonianze avete raccolto da loro quando sono arrivati? Una tristezza infinita, perché non hanno niente, non hanno da cambiarsi, non li fanno entrare in casa e quindi hanno molta difficoltà. Poi difficoltà per il mangiare, perché qua è solo per dormire, quindi non so. Riuscite a sopperire a qualche esigenza o è difficile? È difficile. Molto difficile, sì, è difficile, anche perché per Genova adesso è un momento di turismo e non riusciamo a gestirla bene, insomma, questa cosa, penso. Per molti di loro, tra l'altro, continua anche la vita quotidiana, il lavoro, infatti molti non ci sono, e così funziona così? Certo, ci sono delle famiglie che stamattina sono usciti per andare a lavorare e quindi rientreranno stasera, mi hanno detto, però le vedi che sono persone che non so come la potranno gestire questa cosa. Provate anche a contattarle, ma appunto sono stanche, ho anche provate. Sì, non avevano, sono appunto, come dice lei, hanno molti pensieri in questo momento e sono molto giù, sì. C'è una buona rete di solidarietà in città, anche dal punto di vista delle strutture, per l'accoglienza, mi sembra che funzioni questa cosa. Certo, devo dire che i distretti si sono dati molto da fare, abbiamo ricevuto tantissime telefonate, c'è un bel rapporto tra albergatori e distretti sociali, quindi stanno cercando di fare il possibile, come penso che lo facciamo un po' noi albergatori, quello che si può fare si fa. In queste ore si sta lavorando anche allo smaltimento del traffico con vie alternative o anche intensificando l'utilizzo di altri mezzi di trasporto che non siano le autovetture. A questo scopo, proprio nella giornata di ieri, l'assessore Berrino ha chiesto e ottenuto da Trenitalia l'intensificazione di alcuni servizi da Nervi a Voltri. Sono stati predisposti 46 treni regionali in più da lunedì al venerdì e 24 il sabato e la domenica e festivi nella tratta appunto Genova-Nervi-Genova-Voltri. È stata inoltre accolta la richiesta di rendere disponibile gratuitamente il parcheggio di interscambio nei pressi della stazione di Genova-Pra della capienza di 300 posti per gli automobilisti in arrivo da Ponente. La raccomandazione è di limitare per quanto possibile l'uso dell'auto per quanti si recano a Genova. Anche il servizio di ATP esercizio cerca di riportarsi gradualmente alla normalità. Attualmente tutti i servizi autostradali provenienti da Nervi, dai Giovi, utilizzano l'uscita di Genova Ovest. Per quanto riguarda le linee di Ponente, le linee del gruppo C in arrivo da Ponente genovese sono limitate a Genova Voltri. Anche le linee della Valle Stura del gruppo F sono attestate a Voltri, mentre le linee della Valle Scrivia che utilizzano il percorso autostradale transitano attraverso lo svincolo di Genova Ovest. Il servizio Airport Shuttle dal Tigullio prosegue utilizzando il percorso urbano genovese, corso Aurelio Saffi, via Gramsci, via Francia, via Lungomare Canepa, strada Mare Guidarossa e Cornigliano. I tempi di percorrenza sono prolungati naturalmente.
Ma ieri, proprio in coincidenza con la solennità dell'Assunta, è stato anche il momento del cordoglio, del raccoglimento nella preghiera, una preghiera che sin dalle prime ore era stata richiesta anche dal nostro vescovo diocesano, Monsignor Alberto Tanasini, a tutte le comunità parrocchiali della nostra diocesi. Il vescovo ha espresso il proprio pensiero, la propria vicinanza alle vittime, ai familiari, a tutti coloro che stanno operando nella zona del crollo, a margine delle celebrazioni della Madonna del Buon Viaggio a Riva Trigoso. Sentiamo. Certamente ci sentiamo molto toccati, anzi coinvolti in questo dramma. Ci riguarda da una parte perché in fondo siamo parte della città metropolitana e quindi non possiamo essere distaccati di quello che è avvenuto a Genova. E poi perché molti di noi Genova la frequentano per lavoro o perché hanno i familiari e molti hanno usato di quelle strade, a cominciare da me, quindi sentiamo nostro questo dramma e siamo vicini particolarmente a chi soffre per questo, siamo vicino alle vittime, siamo vicini ai loro familiari, siamo vicini ai feriti. Siamo vicini a tutti coloro che stanno lavorando indefessamente per cercare, se possibile, ancora persone in vita e comunque chi sta affrontando questa situazione. Ci sentiamo molto legati alla Chiesa Sorella di Genova, ho assicurato di questo il Cardinale Arcivescovo. Io ho assicurato quello che sta avvenendo nelle parrocchie, cioè la preghiera di tutte le nostre comunità. Credo che la nostra comunità diocesana si senta unita in questo atteggiamento di partecipazione. E il Cardinale Angelo Bagnasco ieri ha incontrato i familiari delle vittime. Vediamo la notizia pubblicata sul sito dell'Arcidiocesi di Genova. Al termine della recita dei Vespri nella Basilica di Carignano, nella solennità dell'Assunta, il Cardinale si è recato all'ospedale San Martino di Genova per fare visito ad uno dei superstiti del crollo del Ponte Morandi e per rendere omaggio alle vittime e ai familiari radunati nelle camere mortuarie del nosocomio genovese. L'arcivescovo, accolto da padre Mauro Brezzo, cappellano del San Martino e direttore generale Giovanni Ucci e alcuni medici dell'ospedale, è stato accompagnato nel reparto di terapia intensiva post-operatorio, dove ha incontrato uno dei feriti, salvatosi miracolosamente dopo essere precipitato dal ponte con il mezzo sul quale stava viaggiando. Quindi il Cardinale si è recato nella chiesa dell'ospedale, dove via via giungevano i feretri. Sin dall'arrivo delle prime bare, le suore si alternavano nella recita del Rosario accanto ai familiari con i quali è stato possibile anche lo scambio di qualche parola e naturalmente i sentimenti di vicinanza. Sentimenti di vicinanza sono giunti anche da Papa Francesco, che al termine della recita dell'Angelus ha affidato alla misericordia di Dio tutte le vittime del crollo del Ponte Morandi. Sentiamo questo passaggio. A Maria, consolatrice degli afflitti, che contempliamo oggi nella gloria del Paradiso, vorrei affidare le angosce e i tormenti di coloro che in tante parti del mondo soffrono nel corpo e nello spirito. Ottenga la nostra Madre Celeste per tutti conforto, coraggio e serenità. E penso in particolare a quanti sono provati dalla tragedia avvenuta ieri a Genova, che ha provocato vittime e smarrimento nella popolazione. Mentre affido alla misericordia di Dio le persone che hanno perso la vita, esprimo la mia spirituale vicinanza ai loro familiari, ai feriti, agli sfollati e a tutti coloro che soffrono a causa di questo drammatico evento. Vi invito a unirvi a me nella preghiera per le vittime e per i loro cari. Recitiamo insieme
l'Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E i funerali delle vittime del crollo del viadotto autostradale sul Polcevera saranno celebrati sabato 18 alle 11, i funerali di Stato. La funzione si svolgerà alla Fiera di Genova nel padiglione Jean Nouvel e sarà celebrata dall'Arcivescovo di Genova, il Cardinale Angelo Bagnasco. Sarà anche una giornata di lutto nazionale, è possibile che sia presente alle esequie anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intanto ieri nel tardo pomeriggio la Prefettura di Genova, nell'ultimo bollettino emesso dalla Prefettura di Genova, sono stati enunciati i nomi di tutte le vittime di questo crollo, quelle identificate, i cui familiari sono stati avvisati del decesso. Si tratta di famiglie che si stavano spostando per andare in vacanza, di operai, di persone che appunto transitavano sul ponte per ragioni di lavoro, di semplice spostamento da una parte all'altra della città. Ricordiamo che questo viadotto era un'arteria molto trafficata e indispensabile per attraversare le due parti della città, ma anche al tempo stesso che univa le due parti della Liguria, quindi diverse le vittime anche che si trovavano abitualmente a transitare sul ponte, che sono rimaste coinvolte nel crollo. Ieri dicevamo solennità dell'Assunta, Papa Francesco ha presieduto la recita dell'Angelus, ricordando, oltre alla tragedia di Genova, anche di pregare Maria perché con la sua materna intercessione ci aiuti a vivere il nostro cammino quotidiano nella speranza operosa di poterla raggiungere un giorno con tutti i santi e i nostri cari in paradiso. Sentiamo la sintesi nel servizio di Radio Vaticana. All'Angelus, nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine, Papa Francesco ricorda che l'esistenza di Maria è apparentemente simile a quella di tante donne del suo tempo, ma Maria, sottolinea il Pontefice, ha compiuto ogni azione in unione totale con Gesù e sul Calvario tale unione ha raggiunto l'apice. Per questo Dio le ha donato una partecipazione piena anche alla resurrezione di Gesù. Il corpo della madre, aggiunge, è stato preservato dalla corruzione come quello del figlio. La Chiesa, afferma poi il Papa, oggi ci invita a contemplare questo mistero. Esso ci mostra che Dio vuole salvare l'uomo intero, anima e corpo. La resurrezione della carne è un elemento proprio della rivelazione cristiana, un cardine della nostra fede. La realtà stupenda dell'assunzione di Maria, osserva Francesco, manifesta e conferma l'unità della persona umana e ci ricorda che siamo chiamati a servire e glorificare Dio con tutto il nostro essere, anima e corpo. Un grande padre della Chiesa, verso gli anni 220, Sant'Ireneo, afferma che la gloria di Dio è l'uomo vivente e la vita dell'uomo consiste nella visione di Dio. Se avremo vissuto così, nel gioioso servizio a Dio, che si esprime anche in un generoso servizio ai fratelli, il nostro destino nel giorno della resurrezione sarà simile a quello della nostra Madre Celeste. Ci sarà dato allora di realizzare pienamente l'esortazione dell'Apostolo Paolo: glorificate Dio nel vostro corpo e lo glorificheremo per sempre in cielo. Molte le comunità parrocchiali della diocesi che hanno festeggiato come patrona la solennità dell'Assunzione di Maria. Siamo andati nella parrocchia di San Pietro di Riva Trigoso, dove la celebrazione è in onore alla Madonna del Buon Viaggio. Sentiamo. È molto sentita dagli abitanti di Riva Trigoso questa festa. Sì, è tradizionalmente molto sentita da tutti i rivani, sia quelli vicini che quelli lontani, perché abbiamo diverse manifestazioni anche da lontano in questi giorni di vicinanza. È una festa legata molto al nostro borgo, quindi al mondo del mare, e anche il titolo di Madonna del Buon Viaggio, che si celebra nella solennità dell'Assunta, richiama proprio il viaggio, ecco, dei nostri pescatori, degli uomini di mare che lasciavano la casa per il lavoro e affidavano a lei il loro viaggio in mare e anche le loro famiglie. In
periodo di grandi migrazioni di persone, eccetera, la figura della Madonna del Buon Viaggio assume un carattere particolare. Sicuramente in questi anni devo dire che sempre abbiamo messo al centro della nostra preghiera e delle nostre attenzioni tutti coloro che affrontano il mare in ricerca di una casa, di una terra, di pace. E ci sembra giusto, no, che la comunità cristiana, vivendo questa festa, si faccia anche carico e sensibile dei bisogni e delle necessità dei fratelli, in modo particolare come ha fatto Maria. Mi sembra che sia un richiamo forte a ciascuno di noi, a non cadere nell'indifferenza e di essere attenti al bisogno di tutti, in modo particolare veramente questo legame al mare ci porta a guardare ai nostri fratelli che siamo chiamati ad accogliere con il cuore di Dio. Visti gli eventi di martedì a Genova, i festeggiamenti sono stati un po' ridotti e comunque avete inserito delle intenzioni di preghiera particolari? Sì, tutte le preghiere. Da ieri sera abbiamo iniziato la nostra festa con la messa della vigilia celebrata da Don Stefano Mazzini, il nostro vicario generale. L'intenzione della messa è soprattutto per le vittime, i feriti, per le loro famiglie, per tutta la città di Genova e per tutti noi, perché certamente è un evento drammatico che chiede soprattutto in questo momento tanta preghiera e anche un po' di silenzio, un po' di ascolto. Un ragazzo di 22 anni ha negato nel pomeriggio di ieri a Framura. Il giovane probabilmente è stato colto da malore mentre si trovava in acqua. Subito soccorso da alcuni testimoni, sono stati allertati i sanitari che al loro arrivo hanno avviato le manovre rianimatorie. Sul posto l'automedica Delta 3 e la pubblica assistenza di Deiva Marina. Invane sono state le operazioni di soccorso. La salma è stata trasferita all'obitorio di La Spezia. E poi ieri è giunta anche la notizia della scomparsa di Rita Borsellino, sorella del magistrato Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia, morta a Palermo. La sorella del magistrato ucciso da Cosa Nostra, farmacista, ex europarlamentare, presidente onorario di Libera, aveva 73 anni, da tempo era affetta da una grave malattia. Diceva: la strage di Via D'Amelio, la verità c'è ma non emerge. La camera ardente è stata allestita nell'edificio confiscato in cui abitava Totò Riina. Rita Borsellino era legata anche al territorio del Tigullio, dove era stata ospite di diversi incontri organizzati in diocesi. La vediamo in alcune immagini di repertorio. E ora ci avviamo verso la conclusione del nostro telegiornale. Oggi non ci sono giornali in edicola per appunto la pausa del Ferragosto. Torniamo con gli ultimi aggiornamenti su quello che riguarda il crollo del ponte Morandi a Genova. Abbiamo una notizia che riguarda il traffico veicolare nell'ambito cittadino di Genova. Naturalmente in queste ore si sta cercando anche di modificare la viabilità interna alla città proprio per favorire lo scorrimento dei veicoli, e a seguito di questo stato emergenziale causato dal crollo del ponte Morandi, il comando di polizia locale del comune di Genova comunica che sino alle 24 di domenica 19 agosto sarà possibile transitare sulle corsie gialle riservate al trasporto pubblico locale in tutto il territorio cittadino. Entro domenica l'eventuale passaggio sulle corsie gialle verrà regolamentato zona per zona con un'apposita ordinanza. Si cercherà di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici per evitare disagi. E poi abbiamo anche una curiosità che riguarda il nostro territorio. Molte manifestazioni, come sapete, sono state annullate proprio in segno di rispetto e di partecipazione al lutto dei familiari delle vittime. Tra queste anche la celebre Torta dei Fieschi, che quest'anno tagliava il 70° anniversario dalla prima edizione. I volontari sia del gruppo Sestieri di Lavagna sia il commissario straordinario hanno deciso di portare il dolce, che era già stato confezionato naturalmente per i festeggiamenti, a tutti coloro che in queste ore si stanno adoperando per rimuovere i detriti caduti dal viadotto e anche per il recupero delle salme. Stiamo vedendo proprio alcune fotografie che ci mostrano come ieri siano state portate le confezioni di dolce già suddivise in porzioni e distribuite a soccorritori e sfollati, portando quindi una nota di positività nel dramma vissuto dall'intera città di Genova.
L'Accademia Internazionale del Mandolino e Chitarra e il corpo docente hanno deciso di esprimere il proprio cordoglio alla città di Genova e alle persone coinvolte a vario titolo nella tragedia del Ponte Morandi, mantenendo come da programma il concerto previsto questa sera, 16 agosto. L'evento si terrà nel pieno rispetto del lutto cittadino, non più nel salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, ma nella chiesa del Collegio degli Emiliani a Genova Nervi, con inizio alle 21:15. Il programma della serata sarà composto da brani dedicati alla città di Genova. E analoga espressione di vicinanza sarà anche effettuata a Levi in occasione dell'appuntamento Il virtuosismo e il bel canto, che si inserisce nella rassegna Notti tra le note. Questa sera alle 21:15 sul sagrato della chiesa di San Rufino a Levi sarà proposto il concerto di musica lirica con la soprano Francesca Benitex, accompagnata al pianoforte da Dario Bonuccelli. Non ci sono ulteriori aggiornamenti al momento, quindi vi invitiamo a seguire i nostri telegiornali in onda questa sera 19:15, 20:30, 22:45 per la situazione aggiornata per quanto riguarda le notizie provenienti da Genova, ma anche su tutto il nostro territorio. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.